Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Gendoso qui per commentarvi la 18ª e ultima giornata del campionato Juniores Under 19 per affrontarsi Athletic Club Palermo e Delfini Sporting Arenella. Vediamo subito il diretto di gara con il pallone tra le braccia e poi i due capitani, Mazzola da un lato, Fiore dall'altro, entrambi numero 5, per apprestarsi ad andare a centrocampo. È una sfida che sicuramente può raccontare veramente tanto, ma non semplicemente in questi 90 minuti, ma forse bisogna parlare un po' di tutto il campionato, perché l'Atletica ha fatto veramente una grande stagione. Oggi però è l'ultimo atto che può significare vittoria del campionato, però chiaramente bisogna guardare un altro campo. Ci stiamo riferendo chiaramente alla sfida sempre alle ore 15:30 tra TF e San Giorgio Piana, dove gli ospiti il San Giorgio Piana risultano essere a quota 38 in classifica contro invece i 36 dell'Athletic, che oggi chiaramente vincendo dovrebbe chiaramente sperare in un pareggio per avere poi uno spareggio contro il San Giorgio Piano, oppure una sconfitta addirittura di quella squadra per quanto concerne la vittoria del campionato e dunque superarli andando a quota +1. Nel frattempo però ci sono 90 minuti di gioco sia in questo campo sia la sfida tra TF e San Giorgio Piano, e dunque prima di questi 90 minuti non possiamo sapere e non possiamo chiaramente prevedere il futuro, e dunque dobbiamo soltanto assistere a questo match. Noi di Sportisti ve lo racconteremo oggi con questa sfida che ha visto giocare già chiaramente la gara di andata con un risultato di 1-1, una sfida che forse sta pesando veramente tanto alla squadra di casa oggi, perché proprio con quel pareggio probabilmente ha interrotto la marcia verso la vittoria del campionato, che sarebbe potuta essere oggi anche in maniera un po' più serena. Invece oggi bisogna attendere chiaramente l'altro campo per poter festeggiare in caso un'eventuale vittoria, nella misura in cui chiaramente i 90 minuti di gioco decidessero che l'Athletic dovesse essere più forte in questo caso dei Delfini, che oggi sono soltanto con 2 calciatori in panchina. Si tratta del secondo portiere Alessandro Chiarenza e poi di Gabriele Pezzimenti, dunque soltanto 2 riserve. Questo già può essere un fattore di questo match, perché chiaramente l'Atletica invece può vantare una panchina più lunga, non di molto in realtà, solamente 5, ovvero Cristiano Arcaio, Gabriele Librera, Gabriele Tarantino, Vincenzo Busardò e Ismaele Anania. Nel frattempo adesso, anche quando inizierà il match, vi diremo le formazioni ufficiali delle due formazioni, cercando di capire anche quale sarà l'assetto offensivo dell'Athletic. Intanto vi mostriamo il nostro meraviglioso scoreboard presente in ogni nostra diretta, dove sicuramente oggi spicca l'assenza chiaramente di giocare come Martino, ma c'è Alessio Lanza che gioca come centrale di difesa accanto al solito Ferdinando Fiore, che invece si prende quel ruolo e si prende anche la fascia da capitano, assente anche Mattia Clemente. Nel frattempo fischietto in bocca per il diretto di gara, che sta guardando le due panchine, vede che è tutto ok e adesso inizia anche il match con il primo possesso per i Delfini, che dunque attaccano da sinistra verso destra del vostro teleschermo. Nel frattempo palla subito gettata in avanti tra le braccia di Cesare Di Martino. Fiore, ecco Pietro Viola, lui uno dei 2 mediani di quest'oggi, con a comporre la mediana insieme a Billeci, assente invece Arcoreo. Maietta invece prende il posto proprio di Lanza sulla fascia destra, perché lo stesso calciatore con la numero 6 sarà il centrale accanto proprio a Fiore. Chiaramente sulla sinistra non c'è un cambio, c'è sempre Riccardo La Rosa che agisce come terzino sinistro. Poi centrocampo abbiamo già detto Pietro Viola e Rocco Billeci. Lì davanti bisogna capire chi si schiera come trequartista. Al momento sembrerebbe essere Di Giovanni con la numero 7, poi in largo a destra D'Amico, a sinistra invece Alberto Alessi. Lì davanti c'è Andrea Caruso. Bisogna capire anche, tanto Viola cerca di fare una giocata solitaria, poi rientra, non riesce, il campo è terminato. Dunque dopo un minuto abbiamo la rimessa laterale per i Delfini. Adesso cerchiamo di capire anche qual è l'assetto tattico della squadra ospite. Sicuramente vediamo sulla fascia con la numero 21 Alessandro Arnone, poi lì davanti Antonio Battaglia, che già anche dall'altezza e dalla stazza che presenta sicuramente fa vedere essere un giocatore che vorrà sfruttare il suo fisico. Poi a sinistra Mongiovier,
per completare questo tridente tra i pali. Invece vediamo Armin Faso, che è anche il vice capitano di questa formazione. Insomma, c'è tanto da raccontare. 90 minuti di gioco. Villeci scarica sulla rosa, si torna dietro saggiamente da Alessio Lanza. Vediamo come si comporterà come centrale di difesa. Ricordiamo che nasce come terzino, qui trova anche una buona giocata su Maietta, poi chiude in anticipo. Invece dall'altra parte Giorgio Agrusa con una buona chiusura. Palla in mezzo, con il petto Caruso cerca di controllare ma non riesce. Poi la tocca a Billecci, che nelle ultime giornate sta giganteggiando a centrocampo, meritandosi ampiamente anche la maglia dal primo. La rosa cerca il rimpallo ma non riesce a passare. Poi buono quel lavoro da parte dei Delfini, che cercano subito di partire cercando battaglia, ma Fiore non è d'accordo. Insomma, si capisce anche subito qual è l'impostazione. Tanto magia di Alessi, che sgancia sulla fascia sinistra un passaggio verso la rosa, che si sovrappone, poi cerca il traversone in mezzo. Palla poi rimane lì, viene anche allontanato, ma finisce su Alessi che calcia e poi blocca Faso. Insomma, primo tiro dopo 2 minuti e 44, dicevamo, si capisce anche facilmente qual è stata l'impostazione da parte della squadra di casa, ovvero attaccare fin da subito per cercare di non inseguire questa partita, ma controllarla, sbloccando il risultato. Caruso vuole fare correre D'Amico, c'è Mazzola, viene saltato, poi palla in mezzo, chiude la difesa, poi Viola che calcia e spreca tutto. Pietro Viola ha avuto l'occasione per poter portare in vantaggio la sua squadra, per poter trovare anche questo gol meritato per la stagione che sta facendo, però la prende forse un po' troppo con il collo esterno e la palla termina in out. Cala, Federico. Ha cercato Andrea Bonomo di sporcare questo pallone, c'era anche riuscito, però in realtà va soltanto favorito Viola. Poi palla lunga, Fiore di testa, mette una pezza in un primo momento, poi cerca di controllarla ma non riesce in Mongiovi. Si riparte dunque in zona offensiva con la sola posizione di Giovanni, c'è dentro l'area Caruso, può crossare, Agrusa non lo vuole fare rientrare, però riesce, cross di mezzo, Caruso di testa la tocca. Poi Alessi si impegna per tenere in campo e ci riesce. Sembra in partita, salta ancora il suo diretto avversario. Alessi, palla in mezzo, Caruso la controlla, destro, sinistro, poi appoggia verso Viola. Viola si era spostato più sulla sinistra. Insomma, l'Atletico è partito molto bene. Lo sta dimostrando la classifica, vede, ricordiamo, secondo posto per l'Atletico, quota 36. D'altra parte invece Delfini sono all'8º con solamente 12 punti, uno dei quali fatti proprio contro l'Atletico in quella gara dentro casa del 13 gennaio, che forse crea qualche malumore alla squadra di casa di oggi. Alessi che sta giganteggiando con Riggio, lo mette molto in difficoltà, poi trova anche il traversone, Mazzola lo chiude, però già 3 dribbling da parte di Alessi su Riggio. Al momento Riggio non pervenuto. E probabilmente Alessi avrà capito anche un po' la difficoltà di Riggio nel poterlo contenere, perché lo ha saltato 3 volte in 4 minuti e 35 secondi. Insomma, credo che sarà una giocata che vedremo più spesso, perché Alessi sembra molto in giornata oggi. Billecci cerca le traversone in mezzo, non arriva nessuno, poi palla su D'Amico che rientra, magia D'Amico! E sblocca anche il risultato dopo 5 minuti. Rientra benissimo sul sinistro, trova il gol. 1-0. Tutto parte da un calcio d'angolo battuto da Rocco Billecci sul secondo palo. D'Amico poi un po' come Immobile nella Lazio, è stato lasciato solo sul secondo palo, poi ha deciso di rientrare sul piede mancino, scaricare sul primo palo, non ha potuto fare nulla chiaramente Faso, forse qualcosina in più la difesa, però il risultato è di 1-0. Battaglia, lascia lì il pallone verso Baudo che cambia la giocata, poi Maietta la tocca, controllo tentato e riuscito da Riggio che poi si dimentica il pallone. Buona qui la corsa di Caruso, Mazzola esce dalla difesa con una buona chiusura, poi si concede anche un buon dribbling, va incontro il compagno ma Maietta le va ancora lo spazio, ha provato Amato ma non ci è riuscito. Alessi con questa insolita maglia numero 10, la rosa, Lanza, palla imbucata di Giovanni, riesce a fare passare su D'Amico, poi scarica Maietta, può crossare, va sul fondo, poi chiude invece con enorme sicurezza, in questo caso Mongiovi che si concede anche una sgaloppata sulla fascia sinistra. Mongiovi può rientrare, vediamo se lo fa adesso, sul centro del campo c'è l'inserimento dall'altra parte da parte di Arnone che è veloce, può arrivarci, però poi molla e non arriva. Ringrazia comunque il compagno per la buona iniziativa, non era una brutta palla, però forse un po' troppo profonda. Fiore, Lanza, al momento Di Martino non è chiamato in causa.
È anche chiaro un po' qual è l'assetto tattico dell'Athletic, cercare di velocizzare, cercare di aumentare il baricentro nel tentativo di non concedere nulla, sbloccare il risultato fin da subito, ma c'è anche riuscita effettivamente, per poi sperare soltanto probabilmente di notizie positive al campo che oggi vede scendere in campo, ricordiamo, TF e San Giorgio Piano. Qui la giocata realizzata da Amato, poi anche una deviazione sarà rimessa con le mani. Delfini che non hanno probabilmente iniziato bene la partita, ma complice forse anche l'Athletic, che sembra essere in giornata forse aveva un po' faticato nelle ultime giornate in realtà l'Athletic, nonostante i risultati arrivassero, forse un po' la brillantezza dopo il pareggio con la Parmonval un po' ha preso forse anche un po' il morale della squadra. Adesso invece sembrerebbe essere tornata quella squadra sfavillante che è anche riuscita a battere il San Giorgio Piana. Ricordiamo 3-1 il risultato, con una prestazione probabilmente la migliore della stagione. Nel frattempo Reggio si impegna per lottare contro Alessi, questa volta lo ferma ma concede comunque il calcio d'angolo, dunque Villeci sul punto di battuta. Vediamo come la batterà, se ancora il secondo o se invece cercherà il primo. Nel frattempo Viola, La Rosa e Di Giovanni sono restati dietro. Chissà che non sia una scelta del tecnico che oggi ha voluto operare. Villeci, sempre il secondo palo per D'Amico, che si era coordinato ancora, questa volta cercando una giocata più complicata rispetto a quella precedente. Non è fortunato come prima, però è stato anche molto bravo a coordinarsi. Mazzola fa incontro Baudo, poi palla di ritorno, Riggio viene anticipato da Caruso che ruba l'ennesimo pallone. Viola di prima, Billeci alza la testa, cambia tutto dalla Rosa che può agganciare il pallone, guarda l'area di rigore, rientra sul destro, non è il suo piede ma fa bene. La Rosa può calciare, poi imbucata per Viola che calcia! E arriva il gol di Pietro Viola che fa 2-0. Qui abbraccia i compagni, batti 5 con tutti e trova il raddoppio calciando sul primo palo. Sembrava che stesse per perdere il pallone e arriva invece il 2-0 con questo piattone forte. Però quello che si nota dell'Athletic è che è una squadra molto concentrata, non è nemmeno un'esultanza né nel primo né nel secondo gol per i ragazzi in maglia rosanero, e questa cosa si è notata perché in entrambi i gol sia D'Amico che Viola non hanno esultato più di tanto, semplicemente un timido abbraccio con i compagni. Forse la concentrazione è veramente tanta oggi, anche dai volti si può notare come ci sia soltanto un risultato, e al momento sta arrivando 2-0 il risultato. Però come sempre ricordiamo, bisogna guardare anche la sfida tra TF e San Giorgio Piano. Lanza, avanza, poi Di Giovanni con la punta vuole liberare l'inserimento di D'Amico, questa volta va a buon fine, 10 minuti di gioco, dominio assoluto dell'Athletic che si trova, ricordiamo, in vantaggio 2-0, ma chiaramente per ricordare a chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi il risultato, ma siamo sicuri che state seguendo fin dal primo minuto. Arnone, La Rosa da dietro, poi Viola vince anche il piccolo rimpallo di testa di Giovanni. Lanza, è rimasto giù nel frattempo Riggio, tocca la tibia, speriamo che sia tutto ok. Sembra abbastanza dolorante il numero 14 in quello scontro con La Rosa, un scontro ad alta intensità. Infatti La Rosa è subito a verificare le condizioni del suo avversario. Ricordiamo soltanto un cambio per il Delfini Sporting Arenella, si tratta di Gabriele Pezzimenti, è molto dolorante, però non si sta riscaldando Pezzimenti. Poi sportivamente Baudo restituisce il pallone. Billeci, nel tempo sta ancora dissetando, molto dolorante, si continua. Alessi, buono qui il suo aggancio, può puntare la porta, salta nettamente Bonomo, Alessi calcia sul primo palo, Fasio questa volta lo chiude molto ben spaccata, ma sembra poter fare veramente qualsiasi cosa oggi Alberto Alessi. Poi commette anche fallo, in realtà fa qualsiasi cosa, anche fallo in questo caso.
poi va giù Mongiovi, anzi no, scusa, si tratta di Ernone. Il tempo sta rientrando in campo, tutto ok, però vistosamente in difficoltà Riggio. Mazzola. Nel frattempo arrivano le prime news dal campo della TF, risultato di 0-0 con il San Giorgio Piana dopo 12 minuti. In questo momento, ricordiamo, ci sarebbe previsto uno spareggio tra Athletic e proprio il San Giorgio Piana, campo neutrale, chiaramente, per decidere la vittoria del campionato, ma manca veramente tantissimo ancora. Lanza può avanzare, adesso scarica su D'Amico, Fiore, c'è vicino a lui la Rosa, si torna da Pietro Viola che aggancia molto bene, poi scarica sul compagno, Vileci cerca il pallone ma non viene servito, Maietta e Colanza, i due che spesso fanno una staffetta su quella fascia, questa volta scelti entrambi dal primo minuto, ma chiaramente con due ruoli differenti. La Rosa, Alessi di prima a liberare, poi Riggio buono qui nell'anticipo, poi sbagliano nel controllo, Villeci decide di non forzare la giocata e tornare dalla Rosa, che qui come sempre un po' alla Teo Hernandez del Milan, parte sì dalla fascia sinistra difensiva, però in realtà si inserisce veramente tanto e alle volte anche attaccando il centro. Anche lui, come tanti altri giocatori, una grande stagione, con apparizioni anche in prima squadra. Alessi di prima cerca un'idea, in questo caso per Viola, che a differenza delle scorse partite sta cercando maggiormente quel tipo di inserimenti, forse anche la presenza di Bileci a centrocampo ad aiutarlo, probabilmente gli consente di trovare qualche metro in più. Invece forse la presenza di Arcoleo e Corsino non gli permettevano di schierarsi un po' più avanti, questa volta invece con Bileci sì. Mongiovi si torna dietro dalle parti di Agrusa, adesso si schiera verso Riggio, poi Mazzola la controlla, vuole anche il rilancio in avanti per Arnone, la Rosa lascia scorrere, Di Martino si sporca anche i guantoni, 14esimo minuto di gioco, tocca il pallone anche Di Martino. Lanza, timida reazione da parte dei Delfini che però non sembrerebbero essere in partita quest'oggi. Effettivamente anche l'ultima di campionato, chiaramente la classifica non può più dire nulla. Questa forse anche si nota in campo perché è una squadra molto tranquilla, sta pensando probabilmente anche alla prossima stagione. La classifica oggi non può dare dei risvolti positivi, di conseguenza è una partita abbastanza tranquilla per i Delfini, che però non dimentichiamoci come in realtà nella gara di andata abbiano già fermato l'Athletic con un risultato di 1-1, dunque già risultando una squadra abbastanza temibile in questo campionato. Lanza si appoggia da Amico, sguardo verso il compagno e trova la Rosa, l'aggancio e a rientrare, poi perde qualche tempo di gioco ma riesce comunque a scaricare il pallone. Alessi salta a Riggio, c'è spazio per Billeci che alza il pallone, vuole il lancio, Mazzola di testa chiude, poi a campanile salta anche Caruso, allontana invece Baudo. Anzi, Riggio, chiedo scusa. Entrambi scarpe gialle per i due calciatori. Fiore, la Rosa, c'è vicino a lui Billeci, non lo vuole servire però, poi lo guarda adesso, cambia tutto da Lanza, può avanzare al centro di Giovanni, ancora Lanza, un po' poco cercato in realtà forse di Giovanni in questa posizione, un po' di fatica nel trovare anche il miglior posizionamento. Nel frattempo sbaglia qui Ferdinando Fiori che ha cercato un rilancio forse anche eccessivo per Maietta che stava sì accorciando ma forse non era tornato forse con i tempi giusti. Palla lunga per Arnone, forse posizione di offside e infatti il fischio da parte del direttore di gara era partito con troppo anticipo. Arnone comunque ringrazia il compagno per la buona idea, ma si riparte con un calcio piazzato. Viola per Alessi, aggancio, poi Riggio ed anche calcio di punizione perché la tocca con il braccio. Alessi sul pallone, vediamo questo calcio di punizione, dovrebbe andare Billeci perché sentiamo anche dalla panchina chiamare il nome Rocco e dunque Rocco Billeci batte questo calcio piazzato.
rimane soltanto la rosa nel frattempo come ultimo uomo. In realtà vediamo leggermente più indietro di Giovanni e Viola, ma con sguardo in avanti. Adesso il tecnico chiama Viola ad andare proprio sul primo palo. Vediamo se Bileci cerca la porta. Bileci è uno schema per Di Giovanni che calcia con il mancino, Faso blocca senza problemi, ci ha battato un po' questo tiro e poi si riparte con Mongiovi. È un 3 contro 2, dall'altra parte c'è Battaglia che scatta, Mongiovi vede il taglio, salta invece l'uomo, Mongiovi, buona giocata, salta anche un altro Mongiovi, tanti il portiere e la palla termina fuori, non di molto, ha fatto una grande giocata in questo caso Mongiovi saltando la rosa e Lanza, poi forse un mix tra un tiro e un passaggio, c'è la Battaglia in posizione, non l'ha servito, palla fuori, ma che rischio per l'Athletic. Effettivamente lo stavamo anche dicendo, Defini non stanno forse giocando una grande partita, però quando attaccano possono essere pericolosi, l'Athletic non deve concedere questo tipo di occasioni, perché effettivamente si è visto come in un calcio di punizione poi un contropiede stava quasi per scaturire il gol subito. Mazzola, magia qui su Viola. Sempre Mazzola, alza la testa, il rilancio in avanti, Lanza chiude poi con l'aiuto di Di Martino. La rosa. Palla centrale, Viola la controlla, ha lo spazio, può puntare l'uomo, poi si appoggia su Alessi, scelta più facile, palla in mezzo, allontanata da Mazzola, poi cerca questo aggancio anche ben riuscito da parte di Baudo, che qui si complica molto la vita, riesce comunque a cambiare gioco. Mongiovi l'aggancia con il petto, lotta con Di Giovanni che ruba il pallone, tutto regolare, poi scarica su D'Amico che può puntare l'uomo, rientra D'Amico, salta l'uomo, D'Amico, palla in mezzo per Di Giovanni, chiude invece in anticipo Reggio e qui nega anche il calcio d'angolo. Sempre Riggio, poi viene tallonato un po' da D'Amico, riesce comunque a passare. Baudo alza la testa, c'è vicino a lui Riggio ma non lo serve, c'è anche Grusa, ma invece centrale da Battaglia, aggancio non perfetto, Lanza senza badare allo stile, allontana Mazzola, regala il pallone di Giovanni, Viola, c'è tanto spazio per l'Athletic, sulla fascia sinistra c'è Alessi, Viola lo serve adesso, Alessi guarda la porta, calcia, Alessi! E non può mai sbagliare uno come lui, 3-0 dopo 19 minuti. Assist di Viola, gol di Alessi. Arriva anche il tris per l'Athletic Club Palermo, una gara al momento dominata, anche se c'è stata una grande occasione in precedenza per i Delfini con Mongiovi. Ed è 3-0, adesso credo che l'Athletic bisogna soltanto aspettare delle notizie dal campo, che vedere giocare TF e San Giorgio Piana, perché la partita al momento sembra veramente in salita per i Delfini, in discesa totale invece per l'Athletic che sembra in dominio. Chiaramente ancora manca tanto, 70 minuti, non bisogna mai sedersi perché, come è stato visto anche in precedenza, i Delfini forse nel primo vero momento di pausa dell'Athletic stava anche trovando il gol per riaprire una partita e lì sul 2-1 forse la paura inizia anche ad alleggiare in campo. Battuta lunga di testa Fiore, il capitano di oggi, poi Riggio pesca il compagno, Mazzola con l'esterno per Arnone, però posizione di fuorigioco e dunque calcio di punizione per l'Athletic con la rosa. Lascia Fiore tutta corta e rapida, Viola, per lui un gol e un assist, grande partita per Pietro Viola, non è una novità chiaramente perché quest'anno tutta la stagione dell'Athletic, sempre uno dei più positivi, così come Alberto Alessi che cerca il pallone di ritorno, questa volta sbaglia e forse è il primo errore di questa partita per lui, credo che si possa anche perdonare probabilmente. Andrà Riggio sul punto di battuta, va con le mani, guarda i compagni avanti,
e cerca battaglia di testa, si appoggia, poi si complica tanto la vita a Riggio. Alessi ruba il pallone nel tunnel, ancora può puntare la porta Alessi, poi ne viene murato, poi D'Amico guarda la porta e calcia, e Faso si distende e mette in calcio d'angolo, però forse qui Alessi poteva cercare una conclusione più veloce con la punta, invece ha cercato l'interno collo, non gli è riuscito per calcio d'angolo. Quasi una giocata da futsal era richiesta in questo caso da Alessi, che aveva tutto il tempo per poter calciare con la punta, invece ha preferito una conclusione più da calcio a 11, chiaramente. Poi D'Amico ha calciato, calcio d'angolo, dunque Villeci. Per Viola che liscia la conclusione di Giovanni, prova lui il tiro, palla respinta e poi può arrivare alla conclusione anche Alessi. Ci è arrivato, c'è però una deviazione, no, nessuna deviazione, dunque rimessa dal fondo. Baudo, Amato, poi Riggio trova il fratello, Riggio va in avanti, palla controllata da Lanza che con la suola si appoggia anche a Di Martino. Fiore, c'è largo la rosa, non lo serve, va direttamente da Villeci, che un po' sta quasi giocando da solo a centrocampo, perché Viola è praticamente un trequartista aggiunto oggi, è praticamente nella stessa linea di Di Giovanni, con il solo Villeci invece a garantire solidità al centrocampo. Il risultato lo permette, 3-0, e anche se questo risultato effettivamente è arrivato, poi 3-0, e anche per merito di questa azione offensiva insistita da parte dell'Atletic, con il Viola che chiaramente sta risultando un fattore in questo match, perché la sua posizione è una posizione piuttosto offensiva, forse anche un po' troppo, però consente maggiori attacchi, un gol e un assist, insomma. Credo che stia avendo anche ragione lui. Nel frattempo è rimasto a terra Flavio Baudo, questo scontro con Viola. Vediamo se è tutto ok. Poi battuta rapida per liberare Mazzola, però bisogna aspettare il fischio da parte di Vittorio Gara, con Baudo che torna da Mazzola. Cambia tutto, Maietta intercetta, sbaglia qui anche il capitano Mazzola. Manfredi Mazzola, Di Giovanni fermato da Riggio, buona qui la sua chiusura, potrebbe cambiare su Arnone, lo fa, poi un velo a liberare Riggio dall'altra parte che scatta, la tiene in campo, poi la Rosa decide di spazzare più lontano che può, però già il pallone era terminato in out e dunque rimessa per l'Athletic. La Rosa con le mani, c'è vicino a lui Fiore, ma non lo serve, va da Villeci, anche perché in battaglia non aveva prestato benissimo, presta invece Riggio che mette anche un po' in difficoltà l'altro numero 4 Villeci, che torna dietro da Lanza. Sta comportando bene Lanza in questo ruolo, non il suo, ma chiaramente può farlo. Quasi una difesa a 3 adesso con Villeci. Villeci, il rilancio per Maietta di testa, proprio una spizzata. Infatti anche dalla panchina si chiedeva più un appoggio da parte del terzino, che era salito bene. Buona qui giocata da parte di Bonomo. Riggio cerca battaglia, non aggancia, palla regalata a Lanza, Fiore. Villeci si può girare con totale libertà. Alessi. Villeci alza ancora una volta lo sguardo per D'Amico, aggancio perfetto, prova anche a controllarla, si complica la vita, riesce comunque ad avere il pallone. D'Amico calcia con il mancino, palla fuori, ci ha provato ancora D'Amico, chi vuole la doppietta. Pressione alta dell'Athletic, riesce comunque a uscirne bene i Delfini, con Riggio che si autolancia contro Viola, poi scarica il pallone, sbaglia perché Fiore è molto bravo a prenderlo, poi Riggio
Mongiovi carica la porta con il mancino Di Martino non perfetto, riesce però comunque a bloccarla in due tempi. Minuto 26 di gioco, 3-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, ma come diciamo sempre, siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute. La Rosa alza il pallone, poi Mazzola con anche l'aggancio di Giampiero Clemente in panchina. La Rosa con le mani si torna dietro dunque da Ferdinando Fiore, c'è largo Maietta ma preferisce appoggiarsi all'Anza. La controlla Billeci, si gira, vediamo se carica il mancino, riesce a appoggiarsi su Viola, 1-2, dai e vai Caruso, Viola, magia, poi cerca il tiro, viene fermato. Oggi poco servito forse Caruso, fa tanto lavoro sporco però non è stato servito forse nelle sue giocate migliori, ovvero pallone in profondità, un giocatore che attacca molto bene quel tipo di occasioni. Maietta. Billeci. Poi prova anche il tiro, non idea bellissimo forse, non sbagliata però, sicuramente non è riuscita bene. Adesso i ritmi sono veramente molto bassi rispetto a quelle che ci hanno accompagnato nei primi circa 25 minuti di gioco, ormai circa 3 minuti i ritmi sembrano molto blandi, con quasi accontentarsi di questo risultato l'Athletic, perché chiaramente i gol sono 3. Bonomo trova Riggio, poi lotta con Caruso che cerca anche un passaggio in verticale, poi Riggio ancora una volta riesce a trovare il pallone, ma Di Giovanni glielo soffia via, poi va giù, calcio di punizione, buono quel break di Giovanni che da dietro leva il pallone a Riggio, poi inserendosi anche contro un'altra marcatura lo ha saltato, subendo il fallo. Maietta intanto appoggia per D'Amico e sul destro chiude invece Riggio, questa volta non si passa dal 4 che cerca e ottiene subito il passaggio sul compagno con Amato che fa subito ripartire la squadra. Mongiovi, uno dei migliori in questo momento, buona la giocata, allarga su Arnone, c'è anche Battaglia che può arrivare a crossare, lo fa, forse arrivando un pizzico in ritardo, infatti rimessa dal fondo, forse Delfini potevano giocarsela meglio questo tipo di occasione, con Mongiovi che ha cercato Battaglia, forse poteva servire Arnone che era messo meglio. La Rosa può avanzare sul lato di sinistra, le finte con il tacco. Lanza. D'Amico sguscia via, poi va giù, forse è un fallo. Si continua, Billeci esterno per Di Giovanni, nasconde il pallone Di Giovanni, grande giocata con il mancino, prova a cercare la porta, non la prende bene, prende forse anche un calcio, comunque un contrasto, palla fuori. Non c'è fretta di battere. D'Amico lotta ancora, ruba il pallone, guarda i compagni, Caruso, Rulletta, resta in piedi 2 volte ma non contro Mazzola che si concede anche un buon dribbling in difesa, poi sbaglia forse la cosa più facile, il passaggio, Viola, risalta 2, va sul fondo, poi si appoggia verso Alessi, era anche in caduta, non era facile servirlo, ci ha provato, non ci è riuscito. Riggio per Battaglia, poi palla allungata verso Arnone, c'è in anticipo Lanza che torna dietro da Di Martino, aggancio nuovamente Lanza, veloce. Billeci cambia gioco molto bene l'idea questa sulla Rosa, allo scatto per poter puntare l'uomo, poi l'imbucata intelligente verso Alessi che salta l'uomo, Alessi ancora il rigore, Alessi mette in mezzo e poi la deviazione sfortunatissima da parte di Bonomo ed è 4-0, poker, però che giocata ancora dell'Atletic che viaggia su quella fascia.
Dunque cala il poker, l'Athletic Club Palermo che deve aspettare soltanto, ricordiamo, la sfida tra TF e San Giorgio Piana. Se non abbiamo sentito male, dovrebbe essere 2-0 di saluto per il San Giorgio Piana. Però dobbiamo darvi conferma, sicuramente vi daremo informazioni più corrette. Alessi può puntare, adesso è veramente messa male qui Delfini che sta più che altro allentato quelle che sono le marcature. Alessi lotta ancora, poi il pallone esce anche fuori. Alessi è riuscito a passare contro 3 avversari, veramente in formissima questo giocatore, però la palla era comunque in out. Riggio, Alessi, poi Viola lotta con anche l'aiuto di Caruso, Riggio allontana a liberare Arnone, Fiore però in netto anticipo e infatti si appoggia da Cesare Di Martino, viene coinvolto anche lui. Vediamo se invece nel secondo tempo ci sarà forse spazio per il secondo portiere, però Cristian Arcaio, che potrebbe collezionare magari un minutaggio. Battaglia libera molto bene il pallone su Mongiovi, scivolata di Lanza, anzi di Fiore, che effettivamente fu un brutto intervento, chiedo scusa, però cartellino giallo non glielo leva nessuno, è molto dolorante Mongiovi, brutto fallo di Fiore qui. Si è sentito anche questa distanza, le urla di dolore. Nel frattempo si riscalda Busardò, vediamo se entrerà al posto di Caruso. Nel frattempo un po' di acqua per Alessi che sta approfittando di questa piccola pausa. Adesso si riscalda anche Anania, probabilmente li vedremo giocare nel secondo tempo, potrebbero lasciare il campo, penso Caruso al posto di Busardò. Anania in realtà potrebbe entrare al posto delle 3 mezze punte, D'Amico, Di Giovanni e Alessi. Forse dei 3 quello che è leggermente più spento è Di Giovanni, però gli altri 2 hanno trovato il gol, magari proprio il gol potrebbe fare la differenza e dunque permette a Di Giovanni di rimanere in campo anche per la gioia personale. Battaglia intanto uno schema, poi sbaglia tutto Di Giovanni ed ecco qui che vuole accendersi dopo le nostre parole probabilmente. Di Giovanni vuole rientrare, cerca invece il fondo, è molto veloce Di Giovanni, magia sulla fascia destra, rientra, scarica con l'esterno, palla sbagliata, poi Viola, calcia verso la porta, poteva decisamente fare di più, era un 4 contro 1. Che qua l'ha giocata veramente male perché Viola doveva cambiare gioco, doveva scaricare sulla sinistra perché c'erano ben 3 compagni liberi. Mazzola, Mongiovi si è ripreso dopo l'intervento precedente, poi cerca il taglio per il compagno Di Martino, chiude molto bene, ha cercato questo passaggio in verticale verso Amato. Di Martino ha deciso invece di intervenire in anticipo, Maietta per Di Giovanni, palla non passa. Baudo scarica sul compagno, Mongiovi rientra, appoggia Amato, nasconde il pallone, libera sull'out Baudo, finta, vuole crossare ma non lo fa, poi lo fa adesso per Battaglia di testa che si gira in torsione, era stato lasciato completamente solo, ma non l'ha presa bene. Infatti poi è rimasto giù un giocatore, si tratta di Mongiovi. Vediamo se ci sarà un cambio. Entrare in campo anche lo staff medico. Forse ancora la botta precedente nel contrasto con Fiore. C'è anche un momento per dissetarsi, Amato ne approfitta, così come Mazzola, che invece no, non ne approfitta per bere, si avvicina semplicemente per sapere le condizioni del proprio compagno. Si avvicina invece verso la panchina sia Alessi che Viola per dissetarsi un po'.
C'è molto caldo effettivamente quest'oggi. Anche dal campo, Village aveva chiesto il risultato ai compagni. Alessi ha detto a Village poi si vede a fine partita, non adesso. E dunque si può tornare in campo. Nel frattempo si riscalda invece Gabriele Pezzimenti, che potrebbe fare il suo ingresso, anzi sicuramente farà il suo ingresso. Vediamo se subito o magari nel corso della seconda frazione di gioco. Sono 37 minuti trascorsi, non ci immaginiamo un recupero cospicuo, forse soltanto per i gol, qualcosa, per qualche interruzione, ma credo che saranno comunque pochi, forse, o meglio non più di 2. La rosa Billeci, ennesimo lancio di Billeci, questa volta è bello questo perché riesce a controllare poi anche Maietta, rientra, si complica un po' la vita, riesce comunque ad andare sul fondo, poi Mongiovi scivolata che si è decisamente ripreso, rimessa con le mani, Maietta torna dietro, Billeci, la rosa, Fiore rischia tanto ma fa una grande giocata, Viola di prima non si appoggia bene, poi prova a rilanciare Amato, sbaglia perché Battaglia era andato incontro, non ne aveva attaccato la profondità e dunque facile preda della coppia Lanza Fiore. Billeci, ecco il solito lancio, questa volta per Alessi che la controlla divinamente sulla fascia, poi crossa in mezzo e trova soltanto la deviazione di Mazzola che stava quasi per ingannare Faso. Aspetta. Di Giovanni, anzi Alessi per la conclusione da fuori tentata da Billeci che dopo tanti lanci e tanti passaggi e tante verticalizzazioni aveva cercato di mettersi in proprio. Attaccati. Sarà calcio d'angolo con D'Amico che guarda i compagni al centro con il sinistro, pesca al centro, Maietta non la tocca, poi la palla rimane lì, Fiore di testa provato e allontana invece la difesa ospite con questo pallone controllato da Arnone che può avanzare, il rilancio per Battaglia, chiude invece di Giovanni, la controlla Billeci ma favorisce soltanto un controllo migliore per Riggio, poi Billeci va contro il pallone. Sempre Billeci, poi spinge un po' Battaglia rischiando, Viola non la tocca invece di Giovanni con l'addome, però c'è anche il braccio. Sarà calcio di punizione quindi con Baudo che mette il pallone giù, andrà probabilmente lungo, vicino a lui c'è Bonomo con la 2 accanto, che Mazzola con la 5, però credo che Baudo vada lungo. Invece no, si appoggia su Riggio che scarica sul fratello. Palla imbucata. Poi Arnone con l'esterno prova a pescare, allontana invece la difesa. Poi Caruso è stato lanciato, adesso è 3 contro 1, ma è un giocatore che ama questo tipo di situazioni. Sbaglia questa volta perché manca il pallone, Mazzola lo ferma. Mongiovi chiedeva forse un fuorigioco di rientro, Maietta ma è chiaramente tutto regolare. Mongiovi era sulla fascia sinistra, lo va a fronteggiare di Giovanni, non tocca il pallone, però lo induce all'errore e dunque rimessa con le mani. La rosa, c'è Alessi largo sulla sinistra, vediamo se lo serve, lo fa adesso, aggancia il pallone. La rosa a diversi metri davanti a sé. Di Giovanni lasciato liberissimo, poi magia verso Maietta con il tacco invece ha chiuso con grande qualità Grusa perché Maietta era praticamente lanciato in porta, poi sbaglia la scivolata di Giovanni contro il portiere, Faso chiude sul primo palo, grande quell'intervento da parte del numero 12, palla in calcio d'angolo ancora una volta vicina alla manita, anzi.
Forza Flavio, forza. Arnone, Arnone. Sarà calcio d'angolo, quindi con D'Amico che in precedenza aveva trovato una buona traiettoria in mezzo. Attaccati. Stavolta non è felice, battaglia allontana, poi la Rosa sbaglia il tocco regalando la rimessa, non da lui, assolutamente l'avrebbe messa giù. Stavolta invece ha tentato un rilancio. D'Amico nasconde il pallone, la tocca poi a Grusa, lotta anche Mongiovi, poi sempre a Grusa per il compagno, 1-2, palla che passa, vuole rientrare, ma poi si appoggia dietro saggiamente, sa che non c'era spazio per poter creare la giocata, lo fa adesso, cambiando su Riggio, poi di petto la Rosa, questa volta bene, Riggio, palla di ritorno, battaglia, vuole girarsi, buona qui la finta del 99, poi trova il taglio di Arnone che calcia, prende questa Di Martino, però c'era una posizione di fuorigioco e dunque occasionissima per i Delfini, però fermata per posizione irregolare. Lanza, Maietta, ritmi sempre più bassi adesso, anche un pizzico la stanchezza probabilmente. Lanza, palla lunga per Maietta, buona qui la volata, Mazzola chiude invece con tanta personalità, poi spazza il pallone più lontano che può, Arnone con il tacco, brutta qui la scelta del 21, la Rosa scarica su Billeci, lo insegue Arnone, vede invece il taglio di Viola, chiude invece in anticipo, in questo caso la difesa, la Rosa, Billeci. Cambia gioco su Lanza, D'Amico rientra, Billeci guarda la porta, può provare col mancino, deviazione, facile preda poi di Faso, tocco dovrebbe essere stato di Agrusa se non abbiamo visto male, poi Mongiovi, ancora lo spazio per poter correre molto veloce su quella fascia scivolata di Lanza, palla in rimessa laterale, manca un minuto alla fine del primo tempo, poi forse qualcosa da recuperare, vedremo se l'inizio di gara farà recuperare qualcosa. Battaglia in mezzo a due, Lanza lo chiude, non lo vuole fare nemmeno girare, poi si allontana, predica calma, Fiore, la Rosa, Alessi lascia scorrere, poteva forse controllarla. Lanza, Fiore, mancano 15 secondi, palla centrale per Alessi, l'aggancio, il rimpallo vinto, Alessi vuole illuminare ancora il campo 2 volte, viene fermato questa volta, Billeci va sul sinistro, poi cerca una conclusione verso la porta con la parata semplice di Faso, però sembra forse un tiro meglio indirizzato quasi. Vediamo se è stato il recupero, che già siamo oltre 15 secondi, quindi sì, siamo nel minuto, siamo all'interno del recupero, però non abbiamo capito quanto sia stato dato, forse ancora deve darlo. La Rosa, buona qui il dribbling su Arnone che forse commette fallo, ma si continua, sempre la Rosa, Fiore, Di Giovanni si gira bene, libera Maietta sulla fascia destra che può crossarla tutto lo spazio, cross dentro, si coordina Caruso, non la prende bene e poi va bene così. Dopo 49 secondi di recupero finisce anche la prima frazione con il risultato di 4-0. Noi come sempre vi ricordiamo di non scollegarvi dalla diretta, perché solo qui sui canali di Sportisili il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare
ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andato abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a far nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertogli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi. Hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese. Perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi. Ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli
poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lopito, tacco per Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre Arenoso, passa Diallo, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres calcia in bocca Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, il russo prova a apporsi, il pallone in mezzo, Chiarosa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità da Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.
Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Athletic Club Palermo e Delfini Sporting Arenella, risultato di 4-0. Dunque, abbiamo indovinato un cambio, dicevamo nel corso del primo tempo, come ci potessero essere questa sfida, questo dualismo a centrocampo, ed effettivamente abbiamo preso il primo cambio con Arcaio che prende il posto di Cesare Di Martino. Poi c'è stato anche un cambio in avanti perché è uscito Caruso e ha lasciato invece lo spazio a Vincenzo Busardò. Questi sono i due cambi per l'Athletic. Sembrerebbe non esserci nessun cambio invece per lo Sporting. Adesso vediamo conferma, stiamo cercando un po' di valutare. La zona che è bella, facciamo qualcosa Vediamo, sì, dovrebbe essere tutto come prima. Sì, nessun cambio dunque. Inizia anche il secondo tempo di questa sfida con il risultato di 4-0, ricordiamo. E al momento il risultato dell'altro campo tra TF e San Giorgio Piana è di 3-1 per il San Giorgio Piana, dunque 1-3 chiaramente. E questo condanna l'Athletic al secondo posto, che sarebbe comunque un grandissimo risultato, soprattutto per la stagione posta in essere da questi ragazzi. Però è normale pensare che, insomma, fare anche qualcosa in più sarebbe stato meglio, ma forse è un po' a pesare questo risultato. Sarà stato probabilmente la gara di andata pareggiata contro i Delfini proprio, ma anche ad esempio la sconfitta esterna in casa proprio contro il San Giorgio Piana ad inizio campionato, che avrà compromesso probabilmente il cammino verso la vittoria del campionato, che però ricordiamo in caso di secondo posto sarebbe comunque un buon risultato. Viola, la Rosa va sull'auto di sinistra, potrebbe crossare, poi vince anche un rimpallo, poi in realtà lo perde perché anche l'ultimo a toccare, e quindi rimessa con le mani per i Delfini. Ci immaginiamo probabilmente dei ritmi ancora più bassi in questo secondo tempo, il risultato di 4-0 piuttosto acquisito ormai. Di Giovanni sbaglia qui l'aggancio, gli ruba il pallone Amato, poi Mongiovi cerca di rientrare bene sul compagno, sull'avversario, chiedo scusa, ma poi subisce anche fallo da parte di Giovanni e dunque calcio di punizione. Tipo Tarantino continua il suo riscaldamento. Amato prova a rientrare. Baudo, pressione alta di Giovanni, sta per avere la meglio. Mazzola rischia tanto anche lui. Agrusa cerca il passaggio sul compagno, trova Amato, ma poi trova soprattutto Maietta che mette una pezza. Mazzola si porta la palla fuori, ma si continua, si va nettamente fuori da qui in realtà. Mongiovi può puntare la difesa, rientra sul destro, poi cerca col mancino il tocco su Battaglia, non è stato fortunato, Fiore si trova lì, riesce a chiudere tutto con questo passaggio poi in verticale dalle parti di Alessi che aggancia il pallone, può puntare la difesa, Alessi sulla posizione di La Rosa, può crossare, vediamo, cerca invece la porta, e poi Fasio mette in calcio d'angolo, ma grande tiro di La Rosa e grande risposta soprattutto di Fasio. Sarà calcio d'angolo, quindi per l'Athletic. Vediamo chi batte, sembrerebbe essere Alessi, vicino a lui però c'è La Rosa, due mancini. Infatti scambiano, Alessi c'è fuori da rigore, Billeci, se calcia, va sul mancino, si chiude un po', poi traversano in mezzo, Faso ringrazia, poi c'è Battaglia completamente solo, non è stato servito, qui forse Battaglia ha fatto Busardò ed è calcio di rigore, fallo su Busardò. Un po' troppo scomposto l'intervento di Mazzola, che ha un po' spinto il suo avversario, un intervento diciamo forse molto fiscale da parte di Ettore, il calcio di rigore chiaramente ci stava, ma anche molto fiscale, ecco, diciamo, forse così credo sia la terminologia giusta, però calcio di rigore comunque giusto, e dal dischetto si presenta Vincenzo Busardò che potrebbe realizzare la manita
anche il suo primo gol questa partita, chiaramente. Busardò contro Faso, va calcio in porta e non sbaglia, fa 5-0. Adesso è sempre più in discesa questa partita per l'Athletic. Vediamo se ci regala un'esultanza. Sta correndo verso la panchina. Abbraccio con il signor Pace, molto bello. E poi che corre verso la telecamera. Dunque 5-0 il risultato dopo 49 minuti. Contenti anche Maietta e Lanza per il gol del compagno. Dicevamo come nella ripartenza precedente, dove Faso ha cercato di rilanciare sull'esterno, se avesse servito Battaglia probabilmente avremmo commettuto un altro tipo di occasione, perché Battaglia era completamente solo, c'è soltanto Di Giovanni come ultimo uomo, ma anche lui abbastanza distante, con un pallone in verticale probabilmente avrebbe messo proprio Battaglia davanti alla porta, così non è stato. Poi è nato anche il calcio di rigore con la leggerezza difensiva da parte di Mazzola. Nel frattempo rimessa con le mani con la Rosa, cerca Viola che salta di testa, viene allontanato il pallone da Bonomo, poi Di Giovanni la controlla, vuole il compagno D'Amico con il mancino calcia esterno. È pronto anche Tarantino ad entrare al posto di La Rosa sicuramente. Mazzola larga per Agrusa, sempre Mazzola, elude anche la marcatura di Busardò. Viola intercetta 2 volte, anticipa anche l'uomo Billeci, buona gara sempre per il 4. Poi Fiore, Viola, buono qui il suo break, torna dietro dalla Rosa, probabilmente sarà uno degli ultimissimi palloni toccati dal 3. Intanto magia di Alessi, con il mancino libera proprio la Rosa che può crossare in mezzo, poi la palla rimane lì e per poco non ci arrivava Maietta addirittura, che aveva stretto tanto la sua posizione da terzino destro, quando quasi a giocare da attaccante. Arriva anche il cambio, fuori la Rosa, dentro Tarantino, un cambio annunciato, ruolo per ruolo, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Esce dall'altra parte del campo. Dunque è stata l'ultima occasione per la Rosa, che ha fatto sicuramente una grande gara, 51 minuti di alta intensità su quella fascia. Adesso c'è Tarantino. Faso scarica su Mazzola, il capitano accorcia la posizione a Mato, vediamo se lo serve, non lo fa. Agrusa, sbaglia il passaggio di Giovanni, poi Maietta, l'anticipo anche di Mongiovi che viene però sfavorito dal rimpallo. Maietta torna dietro saggiamente, sa che c'è Lanza. Fiore, centrale, Billeci alza la testa, vuole l'imbucata per Di Giovanni, l'aggancio, poi Mazzola lo ferma, palla che rimane comunque lì, D'Amico cambia tutto, cerca di Alessi, poi invece ne anticipo Riggio. Tarantino invece si accontenta di una rimessa laterale, chiaramente non c'è fretta. Quindi rimangono in panchina Librera e Anania, che potrebbero fare il loro ingresso magari tra qualche minuto, vi vediamo. Nel frattempo non si scada nessuno però. Maietta, aggancio con la coscia, poi vuole la giocata solitaria, viene fermato però dall'ottimo intervento di Agrusa, che poi libera su Amato, vince il rimpallo d'Amico, c'è dietro Lanza, non lo serve, guarda in avanti, lo serve adesso, Lanza, c'è Billeci che chiede il pallone, poi si guarda intorno, dice al compagno scarica velocemente la palla, lo fa su Tarantino. 1-2 con Alessi, Tarantino si autolancia sul lato di sinistra, è veloce e anche fresco, poi a rientrare Tarantino in mezzo a 2, buona giocata, ne salta anche un altro, Tarantino, poi traversone in mezzo, la tocca Faso e Busardò non arriva nel tap-in, ancora una volta è un assedio dalla parte dell'Athletic, è un dominio praticamente assoluto. Sarà quindi rimessa laterale, con le mani va a Grusa a cercare Amato, in testa, prende in realtà forse con
la zona toracica probabilmente, non con la testa. Viola, Billeci, scambio tra i due mediani, Busardo di prima, ottima l'idea per Di Giovanni, che non trova la porta con tanta potenza. Era una grande palla di Busardo questa. Bravo Busa! Bravi, bravi! Bravo te, bravo Si rimane Rocco. dunque sul 5-0. Mazzola. Accorcia la posizione Baudo, ma non viene servito. Poi Riggio sbaglia il dribbling. Tarantino gli ruba il pallone. Viola allarga ancora dalle parti di Tarantino che può crossare. Arriva il cross in mezzo. Faso non la prende invece Grusa. Però pallone già terminato in auto e dunque rimessa per i Delfini. Agrusa, dribbling su D'Amico. Poi rilancio in avanti, Lanza fa buona guardia, c'era battaglia, si concede anche un piccolo dribbling. Adesso si appoggia centralmente sul mediano Billeci che come sempre crea un pallone lungo. Alessi la controlla dopo essersi portato sull'esterno, poi adesso vuole rientrare. Alessi fa tutto solo, apparecchia per Billeci che cerca anche la conclusione. Sicuramente migliore rispetto al tiro fatto nel primo tempo, però comunque ancora lontano dalla porta. Nel frattempo si riscalda Librera che potrebbe fare il suo ingresso a momenti. Poi Anania invece è il guardalinee al momento, ma ipotizziamo come possa essere chiamato anche da qui a breve. Fiore. Busardo si gira molto bene, si appoggia su Di Giovanni, la controlla, è sul mancino, può calciare, ci pensa, punta per Viola, la controlla, poi con la punta trova anche il gol, però gioco fermo, posizione di fuorigioco, ma ancora una volta ottima l'imbucata con l'Atletic che continua ad attaccare. Nel frattempo è arrivato il momento anche per Librera che farà il suo ingresso. Questo cerchiamo di capire al posto di chi, forse per Fiore o per Lanza, o magari al posto di Maietta, con Lanza che potrebbe essere schierato come terzino. Vediamo. D'Amico ruba il pallone, è sempre in avanti l'Athletic, cerca di servire il compagno con la punta, non riesce, poi palla allontanata da Grusa, fa scattare sulla velocità Battaglia che è fisico, cerca di autolanciarsi con Lanza che lo chiude molto bene qui in anticipo. Ottimo il lavoro, poi si complica tanto la vita perché Fiore in anticipo con Arnone che va tentato di guadagnarsi anche un calcio di rigore, non ne ha per il diretto di gara che dunque indica la rimessa dal fondo. Maietta, Lanza, Ferdinando Fiore oggi capitano, ricordiamo, senza sia di Clemente che di Martino. Il vice invece è Alessio Lanza oggi. Palla sull'auto di destra, Maietta vuole rientrare, salta nettamente Mongiovini, salta anche un altro, buona qui la gara di Maietta che si appoggia, Alessi, il velo geniale su Tarantino, riesce infatti ad arrivare sul pallone, guarda i compagni al centro, traversone per il compensato di Maietta che non arriva, poi allontana Mongiovini, qui Maietta ha mancato soltanto l'impatto, Billeci è sul sinistro, può aprire, poi con l'esterno si appoggia per Viola, viene anticipato. Tarantino. Palla dentro, Busardo. D'Amico in mezzo a due, si complica tanto la vita, poi non ne scarica sul compagno, vuole la giocata solitaria D'Amico, gli riesce pure in mezzo a tre, D'Amico si appoggia per Di Giovanni, poi l'anticipo netto da parte di Bonomo, comunque il pallone sempre per l'Athletic con Lanza che torna dietro saggiamente da Fiore, c'è largo Tarantino ma non lo serve, va centralmente, Billeci. Maietta scambia con Alessi che va sul sinistro, cerca la porta, non la trova e poi arriva il cambio per l'Athletic con dentro Librera. E poi anche un altro cambio per i Delfini, l'unico in realtà di movimento chiaramente con Pezzimenti. Esce Mongiovì, forse il più attivo dei suoi, dentro Pezzimenti.
Invece Librera per Maietta dovrebbe essere il cambio, vediamo, perché si avvicina effettivamente al compagno. Quindi l'inserimento di Librera. Mazzola sbaglia il passaggio, regala tutto di Giovanni che capisce in anticipo con la punta calcia, spreca tutto ancora una volta sotto porta, ma che errore però di Mazzola, errore da matita rossa. Per Di Giovanni ancora una volta flirt con il gol, ma non riesce a trovarlo quest'oggi. Molto sfortunato, anche impreciso, però bisogna dire in quest'ultima circostanza. Battaglia, Cicca, il suo aggancio, poi Arcaio. Uno dei pochi palloni toccati, forse uno dei primissimi per il portiere. Viola. Si gira anche con il tacco. Busardo 1-2 con Alessi, poi la tocca ed esce bene il entrato Pezzimenti che regala ancora il pallone D'Amico, lascia verso Billeci, allo spazio può calciare verso la porta e fa un grandissimo gol da fuori e 6-0. Forse abbraccia Nania, vediamo se abbraccia lui e infatti va proprio dal compagno. Bellissimo gol di Billeci, 6-0, un gol meritato anche per la sua prestazione. E adesso il risultato è di 6-0, sempre più pesante. Battaglia. Poi Viola ruba il pallone, cerca anche l'imbucata sul lato di sinistra con Alessi, non passa. Billeci per Alessi sulla fascia sinistra, attende Bonomo, vediamo se rientra, lo fa, salta come sempre Alessi in mezzo a due, ancora indemoniato su quella fascia, poi palla dentro, non trova Viola il facile tap-in, poi nemmeno D'Amico arriva, che commette anche fallo qui. Busardo riesce a conquistare il pallone, si autolancia sul lato di destra, poi è rimasto giù nel frattempo a Grusa, ma si continua sempre Busardo, si è allargato forse un po' troppo, ma la palla non si allontana dal piede D'Amico in mezzo a due, poi Mazzola mette una pezza, palla che si impenna, non arriva a Pezzimenti, lanza in anticipo, esterno Billeci, si gira molto bene, che partita per Billeci oggi. Poi Tarantino, minuto 62 di gioco, manca sempre meno alla fine del match e anche della stagione per l'Athletic, che conclude in bellezza con questo grande risultato, però con tanta amarezza per i punti totalizzati, perché quest'oggi sarebbero 39, San Giorgio Piana vincendo invece, quota 41. Billeci. Alessi pesca i compagni al centro con Nefaso, questa volta attentissimo. Baudo attaccato da Billeci, poi Busardo va giù, poi Viola trova un gol, tutto il regola, sembrava potesse essere calcio di punizione, ma fa una magia assoluta Viola con un pallonetto morbidissimo, era fuori dai pali anche il portiere ed è 7-0, doppietta personale e un assist per il numero 8. Pietro Busardo, Tocco, tu e Pietro, a due. Sembrava potesse essere gioco fermo in realtà, perché Capito, Pietro? dopo l'intervento su Busardo stava per arrivare forse il fischio da parte del direttore di gara, che però ha fatto continuare e diciamo anche saggiamente, perché Viola ha poi realizzato un super gol con questo tocco morbido a superare anche il portiere. Poi lotta Librera, il primo pallone toccato, D'Amico nasconde il pallone 2 volte, poi cerca anche il terzo, Riggio però non è d'accordo. Baudo, Amato, poi Librera la tocca
e per poco D'Amico non inseguiva anche questa. Buona gara per D'Amico, lui che ha sbloccato questo risultato con 1-0. ...63 minuti, 7-0 il risultato, che può veramente raccontare ben poco adesso, che i ritmi non sono alti, l'Athletic comunque sta continuando ad attaccare, Delfini invece quasi sembrerebbero aver rinunciato. Pezzi in menti, buona la sua giocata, vuole nascondere il pallone ma non contro Librera che è appena entrato, è anche fresco. D'Amico lanza, Viola, il lancio per Alessio, una buona idea questa, chiude però tutto in anticipo Bonomo che poi salta con Busardò ma la peggio, 2 volte per allontanare la palla, invece Billeci alza lo sguardo, rimasti a terra dei giocatori, ma si continua. D'Amico vuole il taglio di Busardò, riesce a chiudere tutto a Grusa, ma si continua. Alessi calcia con il mancino a giro, buonissima l'idea, meno la realizzazione, però è rimasto giù un giocatore, forse per crampi. Minuto 65 di gioco, mancano 25 minuti, poi finirà anche questo match. Nel frattempo 4-1 qui, arrivano anche delle news, campo della TF che sta perdendo con il San Giorgio Piana, 4-1 il risultato, insomma, salvo dei miracoli sportivi dovrebbe essere la vittoria del campionato per la squadra del San Giorgio Piana, che ha realizzato veramente una stagione super, vincendo quota 41 punti del campionato. Veramente facciamo i complimenti. Bisogna però attendere chiaramente il 90° minuto. Librera, buono il dribbling, scambia con D'Amico che fa finta e rientra sulle piede forte, poi calcia verso la porta e fa un super gol anche D'Amico. 8-0, ma oggi stiamo vedendo veramente tanti gol belli. E qui probabilmente se la gioca con il gol di Billeci e il gol di Viola. Bisogna poi capire magari anche soggettivamente qual è il gol più bello, perché credo che siano tutti e tre candidati sicuramente al gol della giornata, poi probabilmente anche tra i gol della stagione. Sicuramente quello di D'Amico e il secondo di Viola, forse un po' più di quello di Billeci, che è stato comunque un grande gol, però forse esteticamente migliore. Chiaramente lasciamo decidere a voi questo. Nel frattempo Riggio si autolancia sulla fascia, un buon orgoglio da parte del numero 4 che cerca anche lui la conclusione, voleva provare a battere Arcaio, che regala anche la sua prima parata al minuto 66. 8-0 il risultato. Billeci, centrale di Giovanni, buono qui il suo lavoro per D'Amico che voleva tenerla in campo, non c'è riuscito, rimessa con le mani. Nel frattempo si riscalda anche il secondo portiere Chiarenza, che dovrebbe fare il suo ingresso per Faso, non molto colpevole nei gol, ne ha subiti 8. Librera, palla allargata, Amato, poi Baudo cerca l'imbucata ma sbaglia, lanza, Busardo cerca e ottiene di Giovanni, poi con l'esterno libera la marcatura dalle parti di Tarantino, c'è la sovrapposizione di Viola, non viene servito, Alessi, finta, poi in una bocca Arnone e infatti torna dietro da Fiore. Viola, lanza, scambia con Viola, si cambia tutto, poi prende anche il compagno Busardo, approfitta del pallone che rimane lì e cerca invece Tarantino un tiro abbastanza rivedibile. Intanto il cambio dentro Chiarenza, fuori Faso. L'abbraccio bello con l'uomo della dirigenza. Comunque termina la stagione di Faso, che lascia il terreno di gioco al compagno Chiarenza, che dunque fa il suo ingresso. Nel frattempo Belleci si avvicina alla panchina, momento per dissetarsi anche per lui, meritato per la partita, e dunque Chiarenza invece prende posto in porta. Vediamo se regalerà il numero 87 delle parate interessanti, vediamo se
Dunque batte la rimessa dal fondo, appoggiandosi sul compagno. Mazzola che sembrerebbe aver alzato la sua posizione così da centrocampista, forse, vediamo. Palla con la punta a cercare di liberare Battaglia, poi Lanza si concede anche un dribbling con la suola, quasi da futsal per Alessio Lanza. Grande partita anche da difensore centrale, e chissà che questa non sia anche forse un suggerimento per la prossima stagione, chissà. Tarantino intanto. Alessi come sempre nasconde il pallone, non ci sono movimenti. Alessi infatti continua ad avanzare, progressione palla al piede da Amico, con il mancino si appoggia per Di Giovanni che calcia e ancora una volta non trova la porta, ma ci ha provato nuovamente sull'ottimo passaggio di D'Amico. Stregata la porta per Di Giovanni, che non riesce a iscriversi a questo festival del gol. Mazzola, avanza il capitano, vuole il dribbling su Billeci, riesce, poi si appoggia a Amato. Suola anda a spasso Librera, poi la tocca lo stesso numero 13. Grusa sul punto di battuta. Palla per Battaglia, non lo fa girare Lanza, poi Billeci allunga, la tocca nuovamente Di Giovanni che libera Busardo, dall'altra parte c'è Alessi, vediamo se lo serve, se cerca la porta. Busardo è in buona posizione, calcia verso la porta, sul primo palo, la decisione forse peggiore in questo caso, poteva metterla in mezzo, ha cercato la giocata personale, voleva anche la doppietta, non gli è riuscita, 8-0 il risultato. C'è largo a Grusa, poi si avvicina a Baudo, ma si sceglie la scelta Mazzola, che poi colpisce Librera. Viola. Billeci, c'è il taglio da parte di Alessi, testa a Riggio, sempre Alessi la controlla come sempre, poi calcio verso la porta. Improvviso questo tiro, questo guizzo da parte del 10 di oggi, che non trova la porta però non di molto, se l'ha coordinato molto bene. Baudo rientra, poi cambia tutto per Battaglia che la spizza di testa un attimo, poi Arnone si ferma, Tarantino in anticipo. Lanza per Librera, buon ingresso anche per il 13 comunque. Lanza per Busardo, l'anticipo ottimo da parte della difesa con Riggio che lotta adesso anche in mezzo a due, va via, poi Mazzola, c'è una piccola trattenuta di Busardo ma si continua. Mazzola alza per Battaglia e Arcaio compie una grande parata, ha avuto anche il modo di mettersi in mostra il portiere, l'ha fatto benissimo questo uscita bassa. Librera, che palla comunque di Mazzola, molto buona. Di Giovanni, aggancio non perfetto, Viola, libera Busardo, vediamo come la controlla adesso, calcio in porta, invece non rientra sul sinistro Busardo. Aveva tutto lo spazio, ma ancora una volta la parata di Chiarenza che in anticipo è venuto in presa bassa. Pezzimenti, la controlla il neoentrato, poi Lanza in anticipo su Mazzola. Sicuramente il cambio di ruolo di Mazzola è stato una scelta giusta, perché sta giocando decisamente meglio in questa posizione più ravvicinata, poi forse crampi per lui. Alessi punta la difesa sguarnita, prova a rientrare sul suo solito sinistro. Alessi non lo prende nessuno, poi impalla a rimorchio verso Billeci che non ci ha creduto questa volta, libera Baudo. Tarantino, Viola, poi conclusione da fuori che libera D'Amico, in realtà però posizione di fuorigioco, dunque 73 minuti di gioco, manca sempre meno alla fine della partita, solamente 17 minuti, poi qualcosa da recuperare, non ci immaginiamo un recupero cospicuo perché non ci sono stati effettivamente delle interruzioni se non i gol. Riggio scarica su Baudo, poi palla che passa ancora a Grusa. Riggio
Mazzola, buona quella giocata, salta Librera, salta anche Billeci. Poi Riggio sulla verticale per Battaglia, chiude molto bene Fiore, adesso si vuole immolare lui verso la porta, Fiore lo scatto, cercare Busardò, l'anticipo invece netto di Bonomo, poi Baudola mette giù. C'è contropiede da parte dei Delfini con questa buona giocata, il taglio di Reggio che aveva cercato il pallone su Battaglia. Poi Viola tutto lo spazio per poterla controllare, si autolancia in questa volata offensiva. Allarga sulla fascia sinistra, c'è Alessi che è molto rapido, entra nella rigore, Alessi, ancora Alessi, tocco morbido. Un po' troppo forse, palla sull'esterno della rete, ma ancora una volta grande azione per il duo Viola-Alessi che sta giocando molto molto bene quest'oggi. Rilancio in avanti a cercare Mazzola che la tocca per favorire probabilmente anche Amato, così in realtà non è stato. Librera da Amico che può girarsi sul suo sinistro, chiama il compagno sulla destra, Busardò, palla geniale di ritorno da Amico ancora per Di Giovanni, si allarga, può calciare Di Giovanni, murato e non trova ancora il gol. È una sfida personale ormai tra Di Giovanni e il gol. Sarà calcio d'angolo con Di Giovanni che crossa in mezzo, palla che rimane lì, l'aggancio di petto di Fiore, anzi con l'addome probabilmente. Poi Battaglia contro Librera, lo salta con il tunnel, c'è il taglio di Mazzola però in anticipo d'Amico, anche il ripiegamento difensivo molto molto utile. Palla centrale di Giovanni, è andata lui a prendere, si appoggia per Alessi, finta e va sul sinistro, sprinta, Alessi rientra, sterzata per Fiore, crossa in mezzo, per in realtà diventa un gol di Ferdinando Fiore che forse parte come un cross, in realtà la potenza era quella di un tiro. 9-0 risultato, gol anche per il capitano Ferdinando Fiore, 9-0. Esultanza verso la telecamera, verso anche il pubblico presente quest'oggi, sempre molto puntuale. Poi un abbraccio bellissimo con il compagno di mille avventure Martino che oggi non è indistinta. 9-0 risultato, 76esimo minuto. Riggio, c'è il taglio di Arnone che può arrivare, Fiore in anticipo e dopo il gol si concede anche ciò che probabilmente gli viene meglio, ovvero difendere, perché comunque ricordiamo ha fatto un grande gol, però comunque è un difensore centrale, di conseguenza ha diciamo delle attitudini maggiori probabilmente a difendere la porta piuttosto che attaccarla. Intanto D'Amico dopo il passaggio di Librera può rientrare, lo fa molto bene con il suo sinistro, poi cambia gioco per l'inserimento di Alessi che però è un po' più esterno, difatti preda facile del portiere. Poi Viola dopo aver recuperato il pallone, Viola tenta ancora il pallonetto e stava per fare un altro super gol Viola, questa volta non è entrato però veramente per pochissimo. Si rimane dunque sulle 9-0, però Chiarenza quasi ha preso un rischio molto molto grande. Mazzola salta Billeci, anche un po' stanco il 4, effettivamente ha giocato tutta la partita. Tarantino per Viola, l'ennesimo scatto del numero 8 che sembra veramente avere più polmoni del limite fisiologico, chiaramente corre tantissimo, questa volta però sbaglia. Pezzimenti allarga su Riggio, poi il taglio di Battaglia, la posizione è buona perché è regolare, Librera chiude invece, ottimo la diagonale di Librera che però non aveva fatto forse un buon posizionamento perché aveva permesso a Battaglia di rimanere comunque in gioco. Notare Librera, Di Giovanni, aggancio delizioso, poi rallenta un po' l'azione, cambia tutto per Alessi. È un 4 contro 2, però c'è la posizione di fuorigioco di Alessi. Sembrava di no da qui, però ci fidiamo chiaramente del direttore di gara, che quindi ferma il gioco. Minuto 79, 9-0 il risultato, mancano 11 minuti.
sarà calcio di punizione, quindi con Bonomo sul punto di battuta accorcia Baudo. Rigiù avanza e taglia verso il centro del campo, c'è Mazzola vicino a lui, non lo serve, la tocca Tarantino, poi Billeci in vantaggio, rientra Pezzimenti, che per lui è un buon ingresso in realtà. Poi Tarantino vince il rimpallo e serve Alessi, questa volta posizione regolare, c'è il taglio di Busardo che chiama il compagno, viene servito, Busardo l'aggancia, poi non sbaglia, però c'è posizione irregolare ed è gol annullato dunque. Al tempo si scambiano Di Giovanni e Alessi, con Alessi che giocherà come trequartista, adesso invece Di Giovanni come largo il suo ruolo reale, quindi quello di esterno. Amato cambia tutto dalle parti di Agrusa. Questo è a fondo il tackle di Librera, lo sfida e poi ruba il pallone. Buona la chiusura di Librera, un buon ingresso anche per il 13 che si è fatto trovare pronto non appena è entrato al posto di Maietta. Arcaio, Busardo cambia tutto per Viola, con il tacco prova a controllarla, molto difficile, c'era Di Giovanni, forse poteva anche lasciarla qui l'8. Sì, Ciondello sì. Siamo entrati adesso al minuto 80 di gioco, ormai i Delfini hanno un po' smesso di giocare dal punto di vista tattico, è più un cercare di trovare almeno un gol in questa partita. Poi il passaggio, Lanza si concede questa uscita fuori porta, Lanza è largo, potrebbe puntare ancora, lo fa, poi cerca anche il tiro, ha provato a mettersi da solo in questa azione personale. Credo che anche dopo la partita, cioè dopo questa partita, Lanza credo si possa anche perdonare il non aver passato il pallone. Agrusa, c'è il taglio, poi Baudo invece decide di servire Mazzola, cambia gioco verso Arnone, alle spalle di Tarantino, calcia verso la porta, arriva anche il gol, quello della bandiera probabilmente per i Delfini, che fanno una grandissima occasione, fanno una grande azione in realtà, con Mazzola che ha aperto bene il campo su Arnone, che di prima battuta sfida e batte Arcaio facendo il 9-1. Abbiamo anche detto effettivamente l'ingresso, o meglio lo spostamento di Mazzola da difensore centrale a centrocampista. Tanto Viola cerca nuovamente questo tiro da fuori, ci ha preso gusto probabilmente, diciamo dunque come aver spostato Mazzola dalla difesa al centrocampo abbia fatto secondo me anche la differenza, perché comunque le azioni più importanti o comunque tentate da parte dei Delfini siamo arrivati comunque da Mazzola, che spostato su quel ruolo ha fatto vedere comunque delle buone giocate e l'assist è stato tutto suo, con una palla comunque che non era facile da riuscire a dare. La controlla ancora, lancio di Mazzola nuovamente per Battaglia e questa era di nuovo una grande palla, poi Battaglia si tocca il bicipite femorale, però nel frattempo Mazzola è rimasto giù, dei crampi, li aveva accusati anche in precedenza dopo l'assist, ha voluto riprovare nuovamente la stessa giocata. Chiede forse il cambio, vediamo, sicuramente c'è l'ingresso da parte della dirigenza, nel frattempo c'è anche un momento per dissetarsi per tutti i giocatori, Billeci su tutti sta bevendo dell'acqua, poi vediamo anche Fiore, insomma un po' tutti quanti. Minuto 83 di gioco, intanto mancano 7 minuti alla fine della gara, 9-1 il risultato, con un momento di break al momento di entrambe le due formazioni. L'Atletic sta approfittando per bere, d'altra parte Delfini per anche porre un po' di ghiaccio. Manca veramente pochissimo e finirà questa stagione comunque positiva, più che positiva. Gli sguardi però dei padroni di casa sono comunque molto delusi, perché
chiaramente stanno chiedendo anche il risultato della sfida tra TF e San Giorgio Piana, speravano magari in un colpaccio della TF che però non è arrivato, comunque non sta arrivando. Dunque dovranno accontentarsi di un secondo posto, comunque ottimo, però chiaramente con tanta amarezza perché la stagione è stata veramente eccezionale per questi giocatori. Tarantino, rilancio lungo di testa, la tocca Bonomo, poi si riparte con Amato che guarda i compagni, minuto 84 di gioco, mancano 6 ma qualcosina da recuperare, questa volta forse ci sarà. Arno ne rientra, cerca il crono attraverso in mezzo, cerca lo scorpione quasi come Renegita, in questo caso Battaglia, poi si scambia una battuta probabilmente con Lanza, ritmi e clima molto amichevole tra queste due formazioni, non si sono date, cioè si sono date battaglia però sempre con tutta la sportività che questo meraviglioso sport offre. Nessun fallo cattivo, soltanto falli in caso comunque di gioco, dunque tutto tranquillo questo pomeriggio. Intanto Di Giovanni rientra sul destro, può calciare, tanta potenza, non trova la precisione e non trova ancora il gol di Giovanni. Mancano 5 minuti però, più recupero per poterlo ancora trovare. Tacco di Baudo, poi lotta e trova il pallone Alessi, fa tutto da solo, entra per il rimpallo, Mazzola questa volta non lo fa passare, Billeci scambia con Alessi che guarda la porta, poi prova anche il tunnel, molto complicato. Allontana Grusa poi con Baudo che rinuncia alla ricerca del pallone, non può arrivarci, ed è rimessa con Lanza che torna quasi nel suo ruolo di terzino destro battendo. Alessi vuole trovare ancora un gol, Alessi cerca la porta, Mazzola viene preso in pieno e poi c'è un fischio e calcio di rigore con tocco di braccio di Mazzola, non sembrava in realtà da qui, però è calcio di rigore per il direttore di gara, andrà probabilmente Di Giovanni sul punto di battuta, però c'è D'Amico in realtà, no, Di Giovanni largo, batte Lanza invece, scelta insolita forse possiamo dire. 9-1 il risultato, può trovare anche il 10° gol di questa partita a tinte rosanero chiaramente. Alessio Lanza, uno dei più piccoli in campo, sempre più piccolo, va a Lanza che la piazza con il destro, non sbaglia, fa 10-1, gol anche per il tuttofare della difesa, terzino, difesa centrale, gioca comunque sempre bene ed è 10-1. Questo potrebbe essere forse anche l'ultimo gol della stagione. Poi risultanza con Martino. E dunque 10-1 il risultato per l'Athletic. Una gara mai messa realmente in discussione. L'aggancio di Agrusa che ha la meglio su Librera, poi viene portato verso l'esterno e Lanza lo ferma, regalando anche un buon cambio di gioco di Giovanni. Vediamo se punta all'uomo, c'è la sovrapposizione di Tarantino, non lo serve, cambia anche lui palla, Mazzola la svirgola liberando poi Alessi che cerca una grande giocata senza stoppare il pallone, non trova la porta però se lo può anche permettere forse Alessi. Con questo risultato chiaramente dopo la grande stagione voleva fare un super gol, non gli è riuscito, però buona azione ancora per l'Athletic, da rivedere forse Mazzola, ma credo che anche il risultato abbia influenzato questo tipo di giocata. Battaglia cerca il dribbling, non gli riesce, poi cerca la conclusione invece a Pezzimenti, palla fuori, minuto 88, 2 minuti, poi sarà il recupero, vediamo se sarà previsto effettivamente, che con questa distanza credo che entrambe le squadre vogliono terminare anche al 90°, c'è tanta stanchezza e poi chiaramente poca voglia di continuare a giocare dopo il 90°. Nel frattempo Fiore è terzino sinistro al momento con Tarantino centrale. Librera
allo spazio sulla destra, sovrapposizione di D'Amico, doppio passo, vuole le taglie al centro, Alessi, palla di ritorno, Librera vuole il rimpallo ma non lo favorisce, poi Mazzola allontana con la punta, ma probabilmente ha ancora dei crampi per il capitano che effettivamente adesso sta toccando il piede, il tentativo di farli terminare. Lanza per Tarantino, Villeci cerca il pallone ma Tarantino non lo serve, lo fa adesso. Alessi, buona la giocata, poi sinistro, molto da rivedere però, tanta stanchezza anche per il numero 10 che ha provato a fare la doppietta personale, non ci è riuscito, per lui un gol nel primo tempo con un bel diagonale mancino, terminato alle spalle di Faso, Armin Faso, primo portiere. Adesso ricordiamo c'è Alessandro Chiarenza. E poi va bene così, dopo 90 minuti, 89 e 30 secondi in realtà finisce anche questa partita con la vittoria in scioltezza per la Athletic Club Palermo, che dunque saluta questa stagione con questa grande vittoria con il risultato, ricordiamo, di 10-1. Dunque non cade il miracolo sportivo che forse sperava l'Athletic, dunque termina questo campionato al secondo posto, facendo comunque una super stagione. C'è tanta delusione sul volto dei giocatori, non festeggia nessuno, però credo che la grande stagione comunque rimanga e va sottolineata, perché questi ragazzi hanno veramente fatto una grandissima stagione, partendo dal portiere Di Martino sino alla difesa formata da Martino, da Fiore, centrocampo con Viola, Arcoleo, insomma in attacco Caruso, Alessi, potremmo veramente citare tutti, ma comunque la stagione rimane per questa grande squadra che però arriva soltanto al secondo posto. Dunque ricordiamo adesso la classifica con il San Giorgio Piana che approda a quota 41 punti vincendo con la TF, invece per la Athletic Club Palermo soltanto 39 punti, dunque 2 di distanza che non permettono di vincere questo campionato di Juniores Under 19 regionale girone B di Palermo. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa diretta, non soltanto questa partita ma chiaramente per tutta la stagione. Qui da Marco Genduso di Sportisini è tutto, vi ringrazio e alla prossima.